A nome del gruppo del Partito Democratico non possiamo che esprimere distanza tra le parole e le affermazioni molto gravi che abbiamo sentito durante questa discussione in quest'Aula. Una via di mezzo tra la semplificazione e la demagogia, parole e affermazioni con una forte matrice discriminatoria, spesso su base razziale o etnica, collega Favero. Perché definire... Collega Favero, lasci parlare la collega Camani. Definire che arrivano decine di predoni che arrivano dall'est. Definire gli spacciatori nigeriani come se chi spaccia la droga e non è nigeriano non meriti la nostra condanna, oltre che, diciamo, penale anche umana. Persino la zavorra umana è stata richiamata. Però, Presidente, scusi, abbiamo sentito noi sì, consigliere Favero, le peggio bestialità e adesso non si può fare una dichiarazione di voto? Per favore. Allora, ribadisco che dalla parte della destra, anche quella che si presenta con lo smoking, abbiamo sentito in quest'Aula delle affermazioni gravi e pesanti, ripeto, con una forte matrice discriminatoria. A me non sfugge il fatto che la necessità della sicurezza sia una costante delle democrazie moderne e che anzi, diciamo, è una necessità che cresce nei momenti di particolare crisi come quello che stiamo attraversando. Ma le soluzioni che ci avete proposto anche in quest'Aula, attraverso, ripeto, semplificazioni e ricette demagogiche, sono soluzioni che parlano di sicurezza ma hanno l'obiettivo di comprimere in maniera significativa le libertà delle persone. Usate da anni la paura come una clava, non la sapete governare e state facendo in modo che il sentimento della paura, non governato, strutturi la nostra società, accettando e anzi con la responsabilità di far considerare socialmente accettabili tutti gli atteggiamenti di matrice razzista, xenofoba. State tentando l'operazione di criminalizzare la fragilità. Presidente, io ho un commento Io continuo. sto parlando e sentendo 40 persone in un attimo, quindi o mi lasciate tranquillo. State criminalizzando la fragilità e state sostituendo la lotta alle cause dell'insicurezza con la lotta alle singole persone, alle singole categorie di persone. E quindi non fate la guerra allo spaccio, ma la guerra agli spacciatori nigeriani. Non fate la guerra ai furti in casa, ma fate la guerra a quelli dell'est che vanno a rubare nelle case. Non fate la guerra all'insicurezza e ai crimini, ma alla zavorra umana che arriva dagli altri paesi. Mi dispiace, ma voi non state riparando il nostro paese dai pericoli, ma dalle persone che voi ritenete pericolose. E questo è come se è una soluzione razzista e xenofoba, che non affronta il problema, ma contrasta le persone che voi avete ritenuto essere le cause di questa insicurezza. Per tutte queste ragioni, perché riteniamo che dietro la risoluzione Collega Favero, silenzio. 151 ci sia questo portato ideologico, annuncio il voto contrario del Partito Democratico.